Empatia significa pure, diciamo, far proprio il dolore di una persona che semmai sta anche in condizioni sociali un po' più precarie, diciamo la verità, che poi a me l'ha spiegato mio zio, ha detto quello che ci ha rovinato, zio tu, è stato Joe Bacdo, che ha detto mio zio, ha detto io non mi posso lamentare perché il mio contratto di lavoro è un contratto buono, no? C'è un contratto variabile a termine provvisorio, altamente derogabile e con scadenza arbitraria, cioè io mi sento così precario che in realtà non ti dico le bugie che ho dovuto raccontare per conservare il posto di lavoro, perché ogni volta arriva il dirigente e fa signor Colabona, mi auguro per lei che già abbia esperienza in materia di trasporti, e mi decido, dottor, me lo dite, mi sono occupato io personalmente del trasporto delle famose gondole di Reggio Calabria, veramente le gondole stanno a Venezia, mo state capendo mazza che m'ha già fatto. Alla fine ogni volta vai con uno senso di sofferenza al lavoro, non sapendo se riesci a conservarlo, perché ogni volta fa signor Colabona, lei è un uomo fortunato, ricorda il signor Minghini addetto a trasporti e consegne, è stato licenziato, il lavoro che faceva il signor Minghini da oggi lo farà lei, e mi ha messo le chiavi del motorino in mano il giorno dopo nata voto. Salve signor Colabona, ma lei è un uomo fortunato, sa. Ricorda il signor Filippetti, addetto a comunicazione, è stato licenziato, il lavoro che faceva il Filippetti da oggi lo farà lei, e mi ha messo la cornetta del telefono in mano. Capirai che quando si è saputo che hanno licenziato persino la signora Marchetta, che come lavoro faceva l'amante dell'amministratore delegato, sono stato stesso io che mi sono autolicenziato. Mi sono detto, se io domani vengo, chi sta mano che mi metto? E quindi siamo arrivati alla nuova povertà. Il nuovo povero è un amico mio, voi non lo conoscete, si chiama Renato, si è fatto proprio una strunzata, si è laureato in scienze delle comunicazioni del Dipartimento della Disciplina della Comunità, dello Statuto della Disciplina del Regolamento della Servizio della Comunità Europea. È un ramo dell'università, si chiama proprio ramo dell'università, perché tu quando esci dall'università non trovi lavoro ed è proprio lì sul ramo che ti volessi impiccare, no? E lui mi ha detto, io per campare non ce la faccio, io per campare sono costretto a fare 3 lavori. La mattina lavoro in uno studio dentistico e là sono stati chiari, ho detto tu vieni, tanto noi soldi non te ne diamo, ma ti conviene perché qua gira gente, hai la possibilità di farti conoscere. Il pomeriggio lavoro in uno studio commercialistico e là sono stati ancora più onesti, hanno detto noi soldi non te ne diamo, però tu vieni perché qua gira gente, ha la possibilità di farti conoscere. La sera sono in un pub e mi hanno detto belle cose, vieni nel tuo interesse, vieni qua perché gira gente, qua hai la possibilità di farti conoscere perché noi soldi non te ne diamo. Ho detto scusami Renà, ma tu come cambi di notte alla stazione? Chiedo l'elemosina col cappello, però credimi Tony, mi conoscono tutto quanto. Ciao